Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nuovi sviluppi sulla strage di Altavilla Milicia, trovate le tracce della coppia Fina e Carandente sugli attrezzi usati per le torture che hanno portato alla morte Antonella Salamone e i suoi due figli Emanuele e Kevin. L'inchiesta al comune di Paternò, c'è un nuovo collaboratore di giustizia che indica il sindaco Nino Naso vicino al clan Morabito, il primo cittadino a processo per voto di scambio politico-mafioso. Catania e clan Laudani imponeva il controllo del mercato degli agrumi nella zona di Acireale. Il boss Orazio Scuto dava ordini dal carcere. Da Palermo a Milano l'evasione fiscale internazionale, gli affari della mafia alleata con l''ndrangheta, 11 arresti. La morte di Aurora per la polizia austriaca, si è trattato di un incidente o di un gesto disperato, ma i familiari dell'hostess palermitana precipitata dal balcone mentre era in casa con il fidanzato chiedono ulteriori indagini. Estate di musica e spettacoli a Catania con il cartellone Summer Fest da Tananai a Lucio Corsi e poi Alfa, Lazza, ma ci sarà anche Gianna Nannini. Calcio, il nuovo corso del Catania, presentati direttore generale, direttore sportivo e responsabile della comunicazione. Il vicepresidente Grella annuncia passi importanti per Torre del Grifo. A Palermo inizia l'era Inzaghi, il nuovo allenatore è già in città. Bentrovati, in apertura ci occupiamo della strage di Altavilla Milicia perché ci sono delle novità, sono state trovate anche le tracce di Fina e Carandente sugli attrezzi usati per le torture, quindi la coppia non era nella villetta durante le torture. La notizia è emersa nel corso dell'udienza del processo. Marco Gullà. Massimo Carandente e Sabrina Fina, la cosiddetta coppia diabolica della strage di Altavilla Milicia, avrebbe partecipato alle torture nella villetta degli orrori nel febbraio del 2024. Sugli attrezzi utilizzati per le torture con cui vennero uccisi Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuele, durante un folle rito di liberazione dal demonio, sono state trovate anche le tracce della coppia imputata della strage, insieme al muratore Giovanni Barreca e alla figlia più grande. I due si trovavano nella casa, la notizia è emersa nel corso dell'udienza odierna del processo. Sul phon e sull'attizzatoio della cucina utilizzati dagli assassini sono state trovate anche tracce e impronte della Salamone e di Kevin. Un'udienza molto lunga, quella odierna, in cui sono stati presentati tutti i risultati delle analisi eseguite sulla villetta della Rissa e all'esterno, dove furono trovate parti del corpo carbonizzate della donna uccisa e poi data alle fiamme. Nel corso del processo è stato sentito anche il cognato di Barreca, Calogero Salamone, che avrebbe raccontato di un rapporto burrascoso tra i due coniugi. Il cognato, ha detto l'avvocato Giancarlo Baracato, che difende Barreca, ha però affermato di non aver mai avuto notizie di episodi di violenza da parte di Barreca nei confronti della moglie e ha assicurato che se il marito fosse rimasto da solo non avrebbe mai compiuto quei delitti. L'inchiesta nel comune di Paternò, c'è un nuovo collaboratore di giustizia che indica il sindaco Nino Naso come avente rapporti con il clan Morabito. Il primo cittadino è a processo a settembre con giudizio abbreviato nell'inchiesta per voto di scambio politico mafioso e si dice sereno. Orazio Longo. La nuova scossa tellurica al comune di Paternò, nel catanese, si chiama Sebastiano Di Mauro, collaboratore di giustizia che punta direttamente al primo cittadino. Dichiaro di essere a conoscenza dei rapporti fra il sindaco Nino Naso e gli esponenti della famiglia Morabito. Questo fa mettere a verbale il collaboratore nelle sue dichiarazioni depositate nel processo abbreviato nato dall'operazione Atena, su indagini dei carabinieri della compagnia paternese e diffuse dal sito lasicilia.it. Il sindaco di Paternò è indagato per voto di scambio politico-mafioso. La procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma prima era stato il GIP a negarli, non ritenendo ci fossero i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, e poi in una seconda pronuncia era stato il Tribunale dell'Esame a rigettare la richiesta dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio. Da quello che emerge, Di Mauro ha parlato di un appoggio elettorale alle ultime comunali da parte del clan Morabito e ha fatto una serie di nomi con un elenco di incontri conviviali per pilotare pacchetti di voti verso l'attuale sindaco. Naso a settembre andrà a processo con il giudizio immediato come chiesto dai suoi legali, mentre replica così alle dichiarazioni di Mauro. Non siamo preoccupati, dice Naso, ci confronteremo nel processo, sono sereno, anche perché dai contenuti si evidenziano dichiarazioni confuse, incerte e palesemente infondate, sempre fiducioso di provare la mia più assoluta e completa estraneità ai fatti che mi sono contestati.
La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una maxi truffa sul bonus facciate 90% sui condomini dello Zen. Ha effettuato sequestri per oltre 1,2 milioni di euro ad un imprenditore e alle imprese attive nel settore edile. Da indagini delle Fiamme Gialle della compagnia di Partinico è emerso che per almeno 5 condomini nel quartiere San Filippo Neri, noto anche come Zen a Palermo, le opere commissionate sono state solamente avviate per poi essere sospese, come denunciato da rappresentanti degli stabili interessati dai lavori. Secondo l'accusa, l'imprenditore, dopo aver avviato le ristrutturazioni e presentato tutta la documentazione necessaria, avrebbe maturato un credito d'imposta inesistente, in parte ceduto a soggetti terzi inconsapevoli. All'indagato sono stati quindi sequestrati anche questi crediti d'imposta. Il clan Laudani imponeva il controllo sul commercio e il trasporto degli agrumi nella zona di Acireale. Le estorsioni trasformate in provvigioni per eludere i controlli. Il boss intanto dava ordini dal carcere. 8 le persone arrestate. Luca Ciliberti. La mafia cambia ancora una volta pelle, si mimetizza tra le imprese legali e maschera il pizzo sotto forma di provvigione di fantomatici procacciatori di affari. L'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza di Catania e coordinata dalla Procura etnea, ha fatto luce sugli affari del clan Laudani, che avrebbe condizionato illecitamente e monopolizzato il mercato degli agrumi, soprattutto dei limoni e dei relativi trasporti nella zona dell'Acese. Sono 20 complessivamente gli indagati e 8 gli arresti notificati nelle province di Catania, Messina, Monza, Pavia, Prato e Reggio Calabria. Invece di incontrarsi in un'area di servizio, in una campagna spersa o in una cantina per consegnare in contanti la mazzetta al soggetto mafioso, si fa un contratto regolare che ovviamente è solamente una copertura per giustificare poi il movimento di denaro verso il sodalizio. Secondo l'accusa, il capo dell'organizzazione sarebbe Orazio Scuto, già detenuto in regime di massima sicurezza, che dal carcere impartiva gli ordini utilizzando cellulari con schede intestate fittiziamente ad extracomunitari. E in tutte le indagini, e compresa in questa, ancor più in questa, si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Le indagini hanno accertato che numerosi imprenditori intenzionati a operare nel mercato acese degli agrumi, per avervi accesso, dovevano sottostare alle regole di Scuto. Le figure giuridiche del procacciamento d'affari servivano per schermare determinate attività che erano illecite. Questo ci fa capire come ci sia una raffinatezza e un grado di sensibilità anche di cercare di individuare una copertura documentale giuridica a quella che di fatto in realtà era un'estorsione. La forza di intimidazione del clan, secondo l'accusa, sarebbe stata peraltro assicurata dalla disponibilità di armi. Sono state sottoposte a sequestro infine 2 società, una di trasporto merci su strada e una società di scommesse, che era la cassa comune del clan. Da Palermo a Milano per organizzare una maxi evasione di IVA e altre imposte nell'interesse di Cosa Nostra. L'evasione fiscale a fine di riciclaggio è la nuova frontiera degli affari della mafia siciliana alleata con l''ndrangheta. Manlio Viola. Evasione fiscale internazionale nell'interesse della mafia e dell''ndrangheta. Investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, della Squadra Mobile di Palermo, del Nucleo PEF della Finanza di Varese hanno arrestato 11 persone nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Europea di Palermo e Milano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere internazionale finalizzata al lavaggio dell'IVA intracomunitaria, al riciclaggio, all'autoriciclaggio. I reati sono tutti aggravati dal favoreggiamento alla camorra e alla mafia. L'inchiesta è la prosecuzione di un'attività di indagine che il 14 novembre scorso portò a 47 arresti, smantellando un'organizzazione internazionale che operava in Italia, Spagna, Svizzera, Singapore, negli Emirati Arabi Uniti. Allora fu disposto un sequestro per oltre 650 milioni di euro. In quella circostanza si è reso irreperibile il presunto capo dell'organizzazione, un belga, catturato poi 6 mesi dopo, lo scorso 26 maggio, all'aeroporto di Milano Malpensa, dopo essere arrivato con un volo dall'Albania. Una mano agli investigatori in questi mesi l'hanno data anche a diversi pentiti come Stefano Alchieri, che faceva parte di una delle associazioni e dunque era a conoscenza di tutti i codici per comprendere i documenti che erano stati sequestrati. Alchieri non è l'unico indagato ad aver scelto di collaborare con i magistrati della Procura Europea, tanto che le cosche di mafia e 'ndrangheta stavano già pensando di passare all'uso delle armi per mettere tutti a tacere. Le indagini, scrive il GIP che ha disposto gli arresti, cristallizzano una situazione tuttora in atto che prosegue da anni e che porta a enormi danni complessivi per l'erario, oltre ai riflessi dirompenti per la concorrenza e per l'incolumità pubblica stessa.
Operazione antidroga a Palermo, 8 le persone arrestate, i pusher per portare cocaina e hashish si travestivano, facevano finta di essere dei rider. Simona Nazzone. Non pizze o altro cibo da asporto, questo rider su 2 ruote con zaino in spalla e logo in evidenza è in procinto di consegnare marijuana e hashish ai clienti spalmati su tutta Palermo, fino a Mondello, ma soprattutto nei quartieri di Ballarò e della Vucciria. Insospettabile, abbigliato così per non rischiare i controlli, è stato invece beccato ed è uno degli 8 arrestati, tra loro pure un esponente di spicco della mafia nigeriana, da oltre 100 finanzieri che all'alba hanno eseguito 17 perquisizioni tra Palermo e Villabate, anche nei confronti di incensurati impiegati nell'organizzazione per custodire in casa droga e denaro, con le banconote raccolte in mazzette da 1.000 euro, sigillate in buste sottovuoto come queste, trovate grazie al fiuto dei cani con l'unità cinofila. Mentre altri ai domiciliari, non potendosi allontanare da casa, gestivano una specie di control room da dove smistare gli ordini ai pusher in strada, decidendo tempi e consegne per la drug delivery. I pusher, una volta attivati utilizzando motorini o biciclette elettriche travestiti da rider, consegnavano la droga. Una catena di montaggio impegnata anche 20 ore su 24, con circa 100 ordini quotidiani e un guadagno di oltre 3.000 euro al giorno. Solo nell'arco temporale dell'inizio delle indagini sono state registrate cessioni di cocaina e hashish per oltre 700.000 euro. La morte di Aurora, l'hostess palermitana precipitata da un balcone a Vienna dove si trovava con il suo fidanzato. Per la polizia austriaca si tratta di suicidio o comunque di un incidente, ma i parenti della ragazza non credono a questa ipotesi e chiedono investigazioni e maggiori approfondimenti su tutta la vicenda. Sentiamo Marco Gullà. Ciao piccolo angelo, da hostess di volo sei volata in cielo, dritta, nelle braccia di Dio. È il padre di Aurora Maniscalco a scrivere queste parole affidate ai social pochi giorni dopo la morte della figlia. La ragazza, 24enne, palermitana, è morta lunedì scorso al Vienna General Hospital, dove era stata ricoverata dopo essere precipitata dal 3° piano dell'appartamento in cui viveva con il fidanzato. Le indagini delle autorità austriache proseguono. La pista più accreditata al momento sarebbe quella del suicidio. Dei testimoni avrebbero visto Aurora precipitare sull'asfalto, dove il fidanzato avrebbe tentato le manovre di primo soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza. Il giovane ragazzo è stato sentito 2 ore dagli investigatori in qualità di testimone. È stato lui a raccontare cosa sarebbe accaduto nell'appartamento. Avevano litigato. Le stesse cose le ha ripetute nella telefonata con cui ha avvisato i familiari di Aurora. Si è svegliata nel cuore della notte per lanciarsi nel vuoto. Il giovane ha avvertito i familiari della ragazza dopo 8 ore. Immediata invece è stata la comunicazione con i propri genitori, i primi ad arrivare a Vienna. Avrebbero dormito assieme nell'alloggio luogo della tragedia. I familiari di Aurora però continuano a ribadire che la ragazza non si è suicidata. Noi non accusiamo nessuno, ma ci sono molte cose da chiarire su quanto è successo, spiegano alcuni parenti. Ad esempio, perché nel profilo WhatsApp di Aurora non c'è più la sua foto? Perché non si vede più l'ultimo accesso? Secondo i medici e i poliziotti è opportuno eseguire l'autopsia, chiarirà tutti i dubbi sulla morte della povera Aurora. A Catania continuano le indagini sul caso della 18enne colpita all'occhio da una pallottola esplosa per sbaglio dal fidanzatino 16enne. L'arma non è stata ancora trovata. Nei giorni scorsi il presidente Mattarella aveva proprio acceso i riflettori sulle periferie come non luoghi in cui si dissipa il futuro dei giovani. Ma sentiamo Lorena Dolci. Lui, lei e la pistola. Sono 2 ragazzini, 16 anni appena compiuti lui e 18 anni lei. La fuitina e poi la convivenza in un alloggio occupato abusivamente. Scene di vita familiare nel quartiere Enesima, periferia di Catania. Lì, sul tavolo della cucina, quell'intruso che fa sentire grandi, la sua pistola personale. Un'arma giocattolo modificata per sparare per davvero. Poteva essere una tragedia ben più grave. Il ragazzo che si sente uomo mostra la pistola, fa sfoggio del nuovo acquisto,
Poi, mentre fa per posarla, un colpo parte per sbaglio. La compagna viene colpita all'occhio, il nervo ottico è danneggiato irreparabilmente. Si inventano la bugia della pallottola vagante, ma la verità viene presto a galla. Il minore adesso è indagato a piede libero per lesioni gravissime e porto abusivo di armi e munizioni. Arma, fra l'altro, che non è ancora stata trovata, abbandonata e forse recuperata da qualcuno, quelle stesse mani che l'hanno progettata. L'indagine è della Procura dei minorenni, a cui il ragazzino era già stato segnalato perché aveva lasciato la scuola. Via dai banchi, una famiglia troppo presto, il possesso di un'arma e poi chissà che altro. Passaggi obbligati nel regno dell'abbandono e dell'illegalità. Realtà che ieri il presidente Mattarella, nella giornata delle periferie, ha definito i non luoghi, veicoli di disuguaglianza ed emarginazione, dove cresce il rischio che venga dissipato il futuro di bambini e giovani e con essi il futuro dell'Italia. Istituzioni lontane, ma le armi sempre a portata di mano. Breve pausa, poi vedremo il report di Banca Italia sullo sviluppo della Sicilia e l'estate a Catania tra spettacoli, musica, concerti e mostre. A tra poco. Notizie positive per la Sicilia dal report annuale di Banca Italia che conferma la crescita dell'economia siciliana. Sentiamo Manlio Viola. Crescono le presenze turistiche spinte soprattutto dal mercato estero, crescono anche gli aeroporti siciliani che mostrano un incremento del traffico passeggeri doppio rispetto alle maggiori presenze turistiche, ma migliorano anche i conti pubblici grazie a un aumento delle entrate tributarie quasi del 15%. Sono i dati del report annuale di Banca Italia secondo il quale la Sicilia è la regione che cresce di più nel paese e cresce comunque più della media nazionale. L'isola in questa fortunata congiuntura è il motore di crescita dell'Italia. Dati che fanno comparire il sorriso sulle labbra del presidente della regione Renato Schifani. Siamo al primo posto per crescita del PIL con un più 1,3%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale, sottolinea. Anche l'occupazione registra un netto incremento del 4,6%, 3 volte superiore a quello del resto d'Italia e ben oltre la media del mezzogiorno, dice ancora. Ma non è il momento di festeggiare per il presidente della regione, che al contrario ammette che la Sicilia ha ancora importanti deficienze. Restano fragilità, in particolare nell'agricoltura e nell'occupazione giovanile, conferma Schifani, che annuncia: stiamo lavorando su 2 misure, un piano per le start-up e uno per rafforzare o creare nuove attività commerciali. Fra gli annunci del governatore anche un piano antisiccità e la convinzione di riuscire a recuperare i livelli occupazionali già dal prossimo anno, confermando che il rilancio dell'agricoltura è una priorità. La Sicilia è sulla strada giusta, conclude Schifani, ma serve consolidare questa fase e trasformarla in uno sviluppo duraturo e inclusivo. Servono scelte coraggiose. Sarà un Summer Fest rivolto ai giovanissimi a Catania, un ricchissimo cartellone di spettacoli musicali, ma ci saranno anche delle mostre e ci sarà grande attenzione anche alle periferie. Tra i cantanti vi possiamo citare fra tutti Lucio Corsi, Lazza, Tananai e ci sarà anche Gianna Nannini. Sentiamo Desiree Ferlito. Dal Giardino Bellini al cinema sotto il castello, il Catania Summer Fest 2025, presentato oggi al Palazzo degli Elefanti, accende con arte, concerti e spettacoli anche gli angoli più periferici della città. Mai come quest'anno, lo sottolinea il sindaco trantino, è rivolto a tutti. Perché i cittadini si sentano coinvolti e non periferici, parlo di chi abita un po' più ai lati della nostra città, e perché molto spesso vengono dimenticati. Cioè noi vogliamo che loro possano assaporare questi momenti di brio, non solo venendo a guardarli fra le bellezze del centro storico, ma anche potendo goderne e disporre dalla piazza vicino casa. L'appuntamento più atteso per l'estate siciliana, annoverato ormai tra le rassegne più importanti d'Italia, è quest'anno rivolto ai giovanissimi. Moltissimi gli artisti acclamati dalle generazioni Z, ma che piacciono anche agli adulti. Avremo un'offerta più rivolta ai ragazzi un po' più piccoli, alle nuove generazioni. Ci sarà il nostro Teatro Massimo Bellini che seguirà più di qualche concerto. Chi vorrà sognare a occhi aperti in una cornice stupenda, in tante cornici stupende, avrà modo di farlo. Tra i primi artisti in programma
programma Claudio Cecchetto, prima data alla Villa Bellini, in programma il 5 luglio, e poi Alfa, Lazza, Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Irama, Joliet, Lucio Corsi, Anna Pepe, Taranai, Rocco Hunt, Bruno Risas, solo per citarne alcuni, e poi un mostro sacro della musica italiana come Gianna Nannini, attesissima l'orchestra del maestro Morricone, From Ennio with Love, in programma alla Villa il 18 luglio. Turisti e siciliani affolleranno le piazze, sarà un'estate di sorrisi ma anche di arricchimento culturale, sotto un cielo di stelle, il mare, l'Etna. Bene, adesso una pausa e poi parleremo di calcio, vedremo le ultimissime novità sul fronte calcio Catania. A tra poco. Ed eccoci al nuovo corso del Catania. Sono stati presentati il direttore generale, il direttore sportivo e il responsabile della comunicazione. Il vicepresidente Grella annuncia passi importanti per Torre del Grifo, mentre per quanto riguarda il mercato la priorità saranno le cessioni, ma si farà di tutto per trattenere Inglese e Cicerelli. Tonino De Mana. Ogni tassello al suo posto per vincere. Il mosaico del nuovo Catania si arricchisce con l'arrivo del nuovo direttore generale Zarbano, del DS Pastore e del responsabile dell'area comunicazione Sapienza. A presentarli in un'affollata conferenza stampa al Massimino il vicepresidente Grella, decisamente più rilassato, forse confortato da figure di alto profilo. Non dobbiamo più commettere errori, ha detto Grella, che ha subito puntato la sua attenzione su Torre del Grifo. Stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare con i tempi, con i modi, con i vari check e valutazioni e riflessioni che servono per tutelare l'interesse della società. Catania deve essere un punto di partenza. Zarbano si presenta così per poi abbandonarsi al tema dell'estate, il calciomercato. Ci saranno i giocatori che non rientrano in questa fase, che chiamiamo tra virgolette esuberi, quindi non funzionali al progetto. Il mercato non è entrato in uscita, il mercato è un continuo, cambiano e si evolve quotidianamente. Toccherà invece al DS Pastore pensare a sfoltire una rosa extra large e pensare alla campagna di rafforzamento. La priorità è trattenere i pezzi pregiati, come Roberto Inglese. Con Roberto ci siamo sentiti in questi giorni 2 o 3 volte. Lui ha manifestato il piacere di continuare a vestire la maglia del Catania, perché si è trovato benissimo con la società, benissimo con la città. E su Cicerelli? È un giocatore del Catania, il Catania lo vuole tenere, sicuramente più avanti ci siederemo con Emanuele e troveremo una soluzione giusta per tutti e due. Suona la carica Sapienza con la sua strategia di comunicazione che equivale a sviluppare un piano editoriale. Tutti abbiamo il dovere di dare il 200% perché il nostro obiettivo è chiaro. È quello di provare come squadra fuori dal campo a fare di tutto per aiutare a vincere la squadra che andrà in campo. Capitolo abbonamenti, non ci saranno rincari. Novità infine dal punto di vista logistico, visto che il Catania effettuerà gli allenamenti infrasettimanali allo stadio Massimino. Il nuovo allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è sbarcato in città e nel tardo pomeriggio di ieri ha incontrato davanti allo stadio Barbera i tifosi rosanero, un'iniziativa simbolica ma fortemente voluta anche per ricucire il rapporto tra la piazza e la squadra dopo mesi di tensione. Inzaghi oggi alle 11 sarà invece presentato alla stampa. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona giornata.